Andiamo negli aspetti più operativi. Primo punto, la logistica. Sulla base del numeretto che avete scritto, dovete pensare a quale potrebbe essere uno spazio e ovviamente un luogo idoneo ad ospitare il vostro appuntamento. Può essere una libreria, può essere una scuola, può essere una stanza di un albergo, può essere l'università, può essere la sede dell'ordine, non lo so. Capire il luogo geografico, Treviso, Castelfranco, Padova, Vicenza, Verona. Ieri una dottoressa mi diceva: ma io ho lo studio a Sastino di Livenza, mi sembra, ho l'opportunità di fare un evento a Conegliano, però poi, ma non sono tanto convinta della cosa. Perché gli ho detto: ma scusa, se tu fai l'evento a Conegliano, ti fai conoscere a Conegliano, poi la gente da Conegliano viene da te a Sastino di Livenza a fare sedute? E mi fa: no? Allora, scusa, qual è il tuo obiettivo? Farmi conoscere. E allora, che senso ha che tu vada a fare l'evento a Conegliano se poi ti fai conoscere, ma la gente comunque non può arrivare da te e forse stai facendo un regalo a un tuo competitor, nel senso che vai a far conoscere quello che fai, uno magari si appassiona, si interessa e poi va a Conegliano a cercare un professionista e non viene da te. E quindi siamo arrivati a individuare la location nella cittadina di suo interesse. Quindi, il tema logistica riguarda la città dove volete organizzare l'evento, il luogo all'interno della città in cui volete organizzare l'evento e il momento in cui volete farlo. Una settimana è lunga. In relazione al target dovete capire il momento migliore per organizzare l'evento. Se avessimo organizzato questa... Nel senso una settimana è lunga? No, nel senso... sono sempre 7 giorni, però un conto è farlo il lunedì mattina, un conto è farlo il venerdì sera. Sono due momenti completamente diversi che determinano la presenza di un target specifico o meno. Lo volete fare con i bambini la mattina vanno a scuola, lo volete fare con le famiglie, tendenzialmente fino alle 6 si lavora. Lo volete fare con i professionisti, magari sono più disposti a venire il sabato piuttosto che il lunedì. Questi tre aspetti a cui adesso vi chiedo di pensare. Ma quarto aspetto fondamentale è in relazione al luogo che voi andate a individuare, predisporre tutto il necessario affinché le persone quando arrivano non debbano avere nessun tipo di problema per raggiungere effettivamente la vostra location. Vi faccio questo esempio. È successo ieri. Ieri era stato dato un indirizzo per un appuntamento che avevamo, un evento nel pomeriggio. L'indirizzo era sbagliato, primo errore da non fare mai. Per carità, erano 500 metri, ma primo errore da non fare mai. B, non c'era nessun tipo di indicazione, quindi noi siamo arrivati, non sapevamo dove andare, abbiamo iniziato a chiedere. Quindi pensate attentamente a come rendere visibile e fruibile per il vostro pubblico la location che avete scelto. È una cosa molto semplice, basta appendere delle locandine, basta appendere delle frecce, basta appendere dei zip roll, quelli non so se li avete già visti, qualsiasi, dei roll up, esatto, o dei totem, quindi cose molto semplici che costano relativamente poco, ma che permettono al vostro ospite di parcheggiare e non avere problema a trovare la location. Ok? Queste sono tutte cose che dovete pensare prima all'evento. Poi qua ne ho evidenziati altri in relazione magari alla grandezza dell'evento. Per dirvi, oggi non serviva, ma nel momento in cui fate un evento da 100-150 persone dovete tenere conto del palco sul quale andranno a sedersi o a parlare gli ospiti. Stanno in piedi o stanno seduti? Le luci sono giuste o non sono giuste? È necessario uno sfondo particolare, un allestimento particolare del palco, oppure possiamo lasciarlo spoglio? Ci sono dei requisiti di qualità che volete mantenere, oppure non serve, basta un microfono come questo e risolviamo la cosa? Oppure
anziché utilizzare il microfono a gelato, potrebbe essere più utile avere un microfono di quelli che si appoggiano all'orecchio e arrivano alla bocca, in modo tale da avere entrambe le mani libere e potersi muovere da una parte all'altra. Quindi immaginarvi veramente quello che è il flusso o quello che potrebbe essere il flusso che il fruitore del vostro evento potrebbe vivere e cercare di massimizzare il suo benessere, perché alla fine se il vostro utente, il vostro partecipante è felice fin dall'inizio, quindi non solo per i contenuti che date ma dall'esperienza che vive, un buffet, se lo fate la mattina, una colazione di benvenuto, insomma tutti questi aspetti logistici su cui riflettere. Per quanto riguarda la logistica, questo che abbiamo detto è tutto quello che dovete fare prima dell'evento. Importante durante l'evento è fare il check che tutta l'attrezzatura funzioni. Per dirvi, la settimana scorsa vado e in questa sala c'era solo il cavo HDMI, non c'era invece quello che ho io. Di conseguenza c'è stato un problema. Non mi avevano chiesto le slide prima, non mi avevano chiesto i contenuti prima, io sono arrivato, non ci ho ovviamente pensato, perché in quel caso non dovevo organizzare, ma ero relatore, quindi non ci ho pensato, sono arrivato là e ci è voluto una chiavetta per spostare il contenuto da un PC all'altro. Non succede niente, ma nel momento in cui i tempi stretti e il pubblico aspetta, non è una bella cosa, non è sinonimo di professionalità. Quindi, se avete dei relatori e non siete solo voi relatori, fateli arrivare prima, meglio ancora fateli mandare il contenuto prima in modo tale da cercare che tutto funzioni e create quella che è la timeline con i contenuti dell'evento, con i contenuti che il relatore andrà ad esporre, in modo tale da evitare qualsiasi problema e anticipare appunto i problemi. Altro aspetto cruciale che sembra banale è il wifi. Il wifi in tantissimi posti, purtroppo, non capisco come, ma ancora oggi non funziona. Fate sempre un check. Se non funziona, o utilizzate il vostro hotspot, o portatevi sempre in giro un pocket della 3, della Wind e via dicendo, che in quel caso, come soluzione di emergenza, vi salvate. Spesso capita che arrivino relatori con le presentazioni in Google Drive. Per aprirlo, Google Drive serve il wifi. Qua la rete prende poco, il wifi per fortuna funziona bene, però io mi ero scaricato tutte le presentazioni che voglio farvi vedere in locale, in modo tale che anche se oggi non ci fosse stato il wifi non avrei avuto più o meno nessun tipo di problema. Però considerate queste cose, perché sono piccoli aspetti che hanno però un alto impatto sia sull'esperienza del relatore, perché lui non ci pensa, però arriva qua e poi si incavola con voi se non fa una figura positiva a 360 gradi, che per voi stessi, che per il vostro pubblico. Altro aspetto per quanto riguarda la logistica riguarda l'assicurazione, cioè se andate in un luogo e portate delle persone dentro, occhio, perché la responsabilità di chi è? Di chi vi dà la sala, ve la presta o ve la affitta, vostra perché portate persone dentro, se succede qualcosa di chi ha la responsabilità. Inoltre fate vedere dei contenuti video con musica e via dicendo, la SIAE l'avete pagata, serve pagarla o non serve pagarla? 99,9% dei casi non succede nulla, ma se la SIAE viene e fa un controllo e voi non siete in regola, è una multa salata. Quindi meglio pagare quei 150 euro di SIAE, che è il costo minimo a essere tranquilli, piuttosto che rischiare di incorrere in una multa salata. Ok? Altri aspetti per quanto riguarda la logistica non me ne vengono in mente. Quindi, in relazione al numero che avete scritto, pensate a città in cui volete organizzare l'evento in relazione al vostro obiettivo. Perché se devo vendere un libro, a me non interessa essere nella mia città dove lavoro. Posso essere a Padova, Verona, Vicenza, anzi, chiedo all'ordine di organizzarne una a Padova, una a Verona, una a Vicenza di evento. Prima cosa. Seconda cosa, la location nella città. Terza cosa, il momento della settimana in cui organizzarli in relazione al vostro target. Quarta cosa, come strutturare il flusso, come pensare il flusso di arrivo delle persone al mio evento. Quindi via chiara, spazio per il parcheggio, indicazioni per arrivare alla sala, se ci sono più sale siamo in albergo.
Quinto aspetto, esperienza in loco, quindi a ricevere tutto il materiale e i contenuti da parte dei relatori prima, arrivare voi prima e fare il check audio, microfoni, che funzioni tutto, pensare a qualcosa in più per i vostri ospiti nel momento in cui arrivano. C'è la mattina un buffet, per un piccolo buffet, basta acqua, caffè e succo per la colazione, c'è la sera un bicchiere di vino di prosecco. Sono piccoli dettagli che però impattano sul vostro evento. Altro aspetto fondamentale, il wifi. Backup sempre con quindi piano B sempre con la chiavetta della 3 di Win, quello che volete voi, e nel caso in cui il wifi non ci sia. Ok, ora vi chiedo, sempre nei nostri 5 minuti, di pensare a quella che potrebbe essere la logistica del vostro evento. Quindi pensare a tutti questi aspetti che ho evidenziato e dopo uno o due li condividono con tutti. 5 minuti. Ok, chi viene a raccontarci la logistica? Vuoi dire tu? Sembra un evento. Allora, raccontaci obiettivo, target, partner e poi la logistica. Così iniziamo ad avere un po' il flusso. Vieni pure qua, così ti sentono tutti. Ciao. Io sto organizzando 4 eventi, quindi vado in ordine temporale. Basta uno. Allora, il primo è un evento per promuovere un percorso di gruppo per la perdita di peso. Vieni vicino al microfono. Più vicino. Il mio target quindi sono donne tra i 20 e i 60 anni. L'obiettivo però? Prima l'obiettivo. Ho già detto, promuovere un percorso di gruppo Okay, che sarà successivo all'evento per la perdita di peso. Perfetto. Il target sono donne tra i 20 e i 60 anni che vogliono perdere peso, che vivono nella zona di Treviso, Ovest, tipo Paese, Morgano, Quinto, sono noi. La partnership, l'associazione Donne Morgano, che promuove l'evento per gli associati, l'assessorato ai servizi sociali del comune di Morgano, l'associazione italiana Donne Medico, una palestra del luogo. Il numero che io mi sono proposta sono 40 persone in target e la location sarà l'aula magna della scuola di Baguera, perché è centrale nel loro comune e possiede videoproiettore, eccetera eccetera. Ho detto tutto. Molto molto bene. Qualcun altro vuole provare? Prego. Mi piace. Allora, saluto tutti intanto. Io oggi sono venuto qua non sono venuto per imparare e mettermi a disposizione di chi vuole che possa dargli un aiuto. Il mio obiettivo futuro è quello di costruire una rete con la quale avere la possibilità di divulgare la nostra professionalità, quindi a tutti, se dovessi fare, ammettiamo che io dovessi fare questo evento, diciamo, che fossi già pronto che dovessi farlo, allora contatterei la Caritas. La Caritas ha una sede sia a Santa Maria Maggiore, dei Trevisani, Madonna Granda, e l'Istituto Emiliani, che è, diciamo, di fianco. Là ci sono aule grandi come queste, anche più di queste, quindi c'è il tavolo, c'è tutto quello che ci può servire per poter realizzare un evento. Lo farei a metà settimana, tipo giovedì, alle 8:30 di sera, e là abbiamo il parcheggio di Piazza del Grano,
il parcheggio del piazzale di Santa Maria Maggiore e tutte le viuzze vicino. E se fosse invece agli Emiliani avremo il parcheggio interno degli Emiliani, poi c'è il parcheggio quello del Negro e viette interne, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie. Ok. Bene, direi che fin qua è abbastanza chiaro. Secondo punto operativo. Ora, questo qua io ve lo trasmetto per eventi piccolini, magari vi è meno utile, però visto che anche ieri c'era qualcuno che aveva eventi con un numero di persone importanti oppure cicli, perché attenzione, se hai un ciclo di eventi comunque l'aspetto di fundraising può essere un aspetto importante, voglio sottolinearlo. E la prima cosa da considerare è il budget. Che cos'è il budget? Chi sa cos'è il budget? Esatto, cioè tendenzialmente definire le voci di ricavo e costo del vostro evento. Perché è importante questa cosa qua? Perché voi, in relazione all'obiettivo che vi siete dati, al target che volete raggiungere, andate a costruire quello che può essere un piano previsionale di spesa per il vostro evento. Questa cosa qua è fondamentale per evitare voi di trovarvi alla fine a dire ho speso X e ci ho rimesso un sacco di soldi. B, a provare anche a capire quanto possono essere i costi che andate a sostenere e sulla base di quello provare a strutturare delle proposte di partnership in termini, in questo caso, di sponsorizzazione economica o di prodotto con dei partner interessati al vostro evento. Quindi facciamo brevemente una carrellata di quali potrebbero essere le voci di ricavo, poche, perché non credo facciate vendite a pagamento, giusto? No, non credo andiate a vendere libri, giusto? Sì? Ok. Allora noi comunque disegniamo biglietti, perché magari biglietti, vendita, io scrivo prodotto, che possono essere libri, possono essere corsi, possono essere servizi che andate a erogare, e poi io ci metterei sponsorizzazione. Queste grosso modo possono essere le voci di ricavo che andate a immaginarvi per un evento come i vostri che stiamo organizzando. Non ne vedo tanti altri. Invece, le voci di costo, queste sì che... Quali potrebbero essere? Ottimo. Poi? Volantini. Benissimo. Quindi tutto quello che è, diciamo, pubblicità, che possono essere volantini, poi la vediamo meglio. Oppure? Social, poi? Diciamo brochure, flyer e via dicendo. Ok, poi? Pubblica affissione. Ok, poi? Perfetto, buffet. Service. Poi? Permessi, tasse varie. Esatto. Ecco qua. Costi dell'attrezzatura, ad esempio. Il service, esatto, quindi che ne so, questo videoproiettore non basta, volete allestire un palco molto più strutturato e bello, quindi il service, poi? Perfetto. Poi? Ottimo, direi proprio di sì. Poi? Relatori. Relatori in termini sia di gettone
per la partecipazione che di trasporto, che di, adesso faccio proprio il caso estremo, quindi il relatore gli si paga trasporto, vitto, alloggio e il gettone per la presenza. Diciamo può rientrare nel service, quindi nelle attrezzature della sala. Altri costi che ci vengono in mente? Scusate la calligrafia e i pennarelli, se non capite cosa scrivo. Bravissima, i gadget. Cosa intendiamo per gadget? Quello che si lascia ai partecipanti, anche di marketing, insomma, nome. Esatto. Allora qua, visto che ci siamo, anticipiamo un attimo la cosa, il tema dei gadget. Allora, anche in quest'ottica, non succede niente, uno può fare un evento come questo qua non è un evento, è più formazione, però noi cosa avremmo potuto fare? Sarei potuto arrivare qua, darvi una cartellina, darvi una penna, darvi un quaderno, darvi il mio biglietto da visita dentro e una borsetta brandizzata per poi portarvi tutto via. Non l'ho fatto per questioni ovviamente di budget, perché fare queste cose qua per 30, 50, 100 persone è chiaramente un costo. Però quanto più bello non sarebbe stato se voi arrivati qua non avreste trovato questo welcome kit mio o dell'ordine degli psicologi, di chi volete. È una cosa semplice, banale, che però fa vivere e dà ai partecipanti un senso di professionalità da parte dell'organizzazione. Quindi quando organizzerete l'evento, considerate i gadget. Qua abbiamo citato questi, ma possono essere, vi faccio il nostro esempio, noi adesso quello che dicevo prima, abbiamo il Blue Wave il 21 e il 22 ottobre, ai partecipanti cosa daremo? Daremo una gift bag brandizzata col brand nostro e dell'azienda partner, una borraccia brandizzata, una maglietta personalizzata, quello che vi ho detto, quindi penna, quaderno e cartelline, e alcune penne USB, cappellini e cose di questo tipo. In modo tale, quali sono gli aspetti positivi di una cosa del genere, oltre a quello che abbiamo detto, e quindi alla professionalità e alla trasmettere professionalità ai partecipanti? Uno, sicuramente branding. Voi inserite dentro il vostro biglietto da visita, la gente va in giro magari con la bag del vostro studio, del vostro poliambulatorio, ha la cartellina col vostro logo, quindi non si esaurisce in aula o nella biblioteca o nella location che avete individuato il rapporto con il vostro interlocutore, ma si porta a casa un qualcosa di voi, oltre al contenuto gli lasciate qualcosa di voi. Quindi aspetto dei gadget, ottimo, fondamentale, ha chiaramente un costo. Poi altri costi legati all'evento? Non sottovalutate, ragazzi, ve lo dico, il vostro tempo. Cioè, voi poi, quando organizzate questa cosa, a meno che non lo facciate per volontariato, il vostro tempo costa, potreste impiegarlo in fare altro. Quindi ricordatevi sempre perché lo state facendo e qual è il vostro obiettivo. Io il tempo lo inserisco qua. Poi? Dove l'hai inserito tempo? 3 costi del budget. Altre cose vorrei sottolinearlo, a parte rispetto alla pubblicità, blogger, diciamo in generale influencer. Questo è un aspetto fondamentale se il vostro obiettivo è farvi conoscere. Cioè, ma lo vediamo dopo, ve lo accenno, pensate e capite bene chi vi interessa invitare al vostro evento. Cioè voi state facendo l'evento con un target specifico, ma poi dovete pensare, lo sto facendo solo per le 30 persone che sono qua o mi interessa che quello che vi sto raccontando poi venga diffuso e raccontato all'esterno?
video per raccontarlo poi su YouTube, per raccontarlo poi su Facebook, per raccontarlo poi su LinkedIn. Un giornalista che mi scrive un articolo su il giornale di riferimento della psicologia o di quella data branca della psicologia, o il giornalista della Tribuna che viene e vi fa uscire poi l'articolo sulla Tribuna, o quella data blogger che invitate al vostro evento e che poi lo va a scrivere nel suo blog. Quindi considerate anche queste possibili o potenziali spese. Ok, quindi questo qua abbiamo capito, quindi ricavi e costi. Bene, abbiamo capito quanti soldi potenzialmente potremmo spendere per il nostro evento. Come faccio ad andare a raccogliere il capitale o il prodotto che mi serve per pubblicizzare il mio evento? Allora, noi ogni volta che organizziamo un evento, chiaramente utilizziamo una presentazione, questa qua vi faccio vedere questo esempio, per andare da possibili sponsor per raccogliere o soldi che vadano a coprire queste spese o il prodotto che quindi mi abbassi la mia uscita economica, tipo il buffet. Anziché comprarmi io il vino, trovo un produttore di vino che sia interessato a farsi pubblicitare nella zona. Sono sicuro che ognuno di voi potrebbe trovarne almeno uno, soprattutto nel nostro territorio. Di questo non ho alcun dubbio. Questo è un esempio. Ok, questa qua è un esempio di presentazione e cade proprio a pennello. Perché? Questa è la presentazione di TEDx Cortina. TEDx Cortina, per chi non lo sa, è un evento indipendente legato al network TED. TED sta per Technology, Entertainment and Design. Cioè un evento internazionale sull'innovazione. Ok, diciamo innovazione a 360 gradi. Ha un format americano e all'inizio degli anni 2000 questo format è stato declinato negli eventi TEDx, cioè eventi indipendenti che utilizzano il marchio TED per avere maggior visibilità fondamentalmente, perché se io faccio un evento sull'innovazione a Cortina non viene nessuno. Se io faccio il TEDx Cortina, io riempio una sala da 350 persone, avrei potuto riempirla anche da 1000 potenzialmente. Occhio, questo cappello è uguale, identico a quello che state facendo voi, cioè voi state organizzando un vostro evento indipendente sotto il cappello dell'Ordine degli Psicologi, della settimana della comunicazione dell'Ordine degli Psicologi. Nella vostra presentazione, che voi andrete a strutturare per i vostri potenziali sponsor, questa cosa deve emergere immediatamente. Quindi la prima slide dovrà essere che cos'è la settimana della comunicazione dell'Ordine degli Psicologi, andando a spiegare che cos'è, di cosa si tratta e soprattutto andando a mettere quelli che noi definiamo, ve l'ho accennato prima, i KPI, quindi dei numeri che facciano immediatamente capire all'interlocutore con cui state parlando che quello che state proponendo e quello che gli state raccontando è un evento enorme, è un evento che coinvolge non so quanti psicologi, è un evento veneto, non è un evento solo di Castelfranco, solo di Padova o solo di Treviso, è un evento che muove tutto il Veneto e tutto il mondo della psicologia durante quella settimana. Voi capite bene come cambia il modo di approcciare all'interlocutore. Non gli state dicendo che state organizzando un evento di 10 persone in una biblioteca, in una libreria dove provate a vendere il vostro libro. Sto sparando ovviamente, lo state inquadrando come un evento veneto, ok? Dopo aver fatto quindi questo preambolo e aver spiegato e aver fatto capire al partner dove siamo localizzati, entriamo più nel dettaglio e andate a spiegare che cos'è il vostro evento. Quindi andate a spiegare cosa volete fare, l'agenda della giornata,
dove volete farlo, quali potrebbero essere gli speaker, i relatori che coinvolgerete e quali potrebbero essere i numeri del vostro evento. Ok? Una volta fatto questo, quindi andando a capire come si declina nelle sue forme l'evento, inserite quella che è la slide, tra virgolette, economica. Quindi andate a proiettare quella che è la slide con le specifiche. Quindi cosa abbiamo pensato per voi. E quindi andate a fare una carrellata di proposte di visibilità per il vostro interlocutore, per il vostro possibile partner. Potete proporre visibilità sul vostro sito web se ce l'avete, sul vostro blog, sulla locandina che andrete ad appendere ovunque, sui flyer che andrete a distribuire, sulla bag che andrete a consegnare all'interlocutore. Magari organizzerete un pre-evento, ovviamente sto pensando in grande, poi declinatelo nel vostro evento. Preparerete un evento solo per i partner di networking per far sì che i partner tra di loro, insieme ai relatori, magari creino opportunità di business. Tutto questo genere di aspetti. Quindi, quando andate a costruire una presentazione per un possibile sponsor, che sia cash, che sia prodotto, attenzione, è brutto chiamarli sponsor, ma oggi giustamente le aziende vogliono essere chiamati partner, vogliono essere vissuti come tali, dovete strutturarla in questa maniera. La cosiddetta big picture sull'evento, quindi la settimana che andiamo a vivere, dettaglio del vostro evento specifico, i numeri potenziali, perché se è la prima volta non avete uno storico, ma i numeri potenziali di persone che potreste andare a coinvolgere, sia a livello della big picture che a livello del vostro evento, e una slide finale dove gli dite: bene, cara palestra in cui faccio l'evento, dammi la location gratis e io ti porto 40 persone, ti metto il tuo logo sul sito dell'evento, ti metto il tuo logo sulla gift bag, ti metto il tuo logo dove volete, ti faccio pure fare un intervento di presentazione e in più ti organizzo un momento prima, durante e dopo. Ok? Questa cosa, quello che vi diceva Nicolò prima, a proposito della lettera del Presidente, serve anche a questo, cioè serve a far capire al vostro interlocutore, al vostro potenziale partner, che voi non siete da soli, siete un'entità, siete un gruppo. Con la lettera di accompagnamento questa cosa viene validata ancora di più. Ok. Quindi questo per quanto riguarda la sponsorizzazione. Quindi avete sviluppato il vostro budget, avete sviluppato un kit di sponsorizzazione, l'abbiamo detto, avete verificato quali servizi e attrezzature possono essere proposti come donazioni in natura. Qua, una volta che avete fatto i costi, fondamentalmente andiamo a capire quali degli aspetti che abbiamo evidenziato possono essere conferiti come prodotto piuttosto che come cash. Avete bisogno del vitto e dell'alloggio degli speaker? Provate a fare una convenzione con un albergo che diventa partner e non vi faccia pagare la stanza. Avete bisogno del buffet, quello che dicevamo prima, provate a trovare un partner per il vino, che tendenzialmente è la cosa che costa di più. I succhi, l'acqua e gli impanati, quelli si possono anche comprare. Il vino magari, il vino di qualità è l'aspetto più costoso. Proviamo a trovare un partner da quel punto di vista. Ecco, questi sono alcuni aspetti. Questo è tutto il momento pre-evento. Durante l'evento, mi raccomando, ricordatevi di valorizzare i vostri partner, citandoli, facendoli presentare magari il loro prodotto o servizio, cercando di evitare che sia una marchettata, ma mettendo in ottica di valore per gli ospiti, per i vostri ospiti e per i vostri partecipanti.
e soprattutto il follow-up. Il follow-up è l'aspetto cruciale che rientra anche, se volete, nel post-evento, cioè preparare un report con l'obiettivo di fidelizzare per l'anno successivo i vostri partner. La cosa più difficile è trovare i partner il primo anno, quando non avete track record. Una volta che li avete trovati il primo anno e fate un evento bello, di impatto e significativo, se voi fate tutti questi passaggi e li andate a palesare alla fine la visibilità che loro hanno avuto o l'attività che avete creato per loro durante l'evento, state pur certi che l'anno dopo non vi abbandoneranno. Questo è un esempio, questo qua è il report di TEDx Cortina che abbiamo fatto appunto quest'estate, dove ancora una volta spieghiamo che cos'è l'evento, spieghiamo a grandi linee, spieghiamo cosa è stato TEDx Cortina e evidenziamo immediatamente dei numeri. Prima cosa che abbiamo fatto è stata la conferenza stampa, vi abbiamo spiegato dove l'abbiamo fatta, da chi è stata curata e quante persone c'erano alla conferenza stampa. Seconda cosa che abbiamo fatto, performance artistica, qua non abbiamo inserito ovviamente numeri perché era chiusa. Terza cosa che abbiamo fatto per valorizzare i partner è stata la cena di gala, dove abbiamo invitato Christian Ghedina e il sindaco, che sono delle istituzioni nel mondo ampezzano, e dove c'erano 130 invitati e dove gli sponsor hanno avuto, alcuni sponsor hanno avuto la possibilità di presentarsi. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'Innovation Hall, che è praticamente un TED esterno, dove abbiamo coinvolto 10 start-up e 3.000 persone. E infine abbiamo fatto l'evento vero e proprio, la conferenza TED, con 350 ospiti al Savoia. La survey che abbiamo mandato alla fine ha dimostrato come la soddisfazione dei partecipanti sia stata di 9,6 decimi, quindi erano tutti tendenzialmente molto soddisfatti. Questa cosa qua non ce la siamo inventata, l'abbiamo mandata tramite il TED Global Survey, quindi questa cosa qua l'abbiamo chiesta effettivamente ai partecipanti. Qua abbiamo evidenziato gli speaker che ci sono stati, la press review dove quindi si è parlato di TEDx Cortina e quindi sui vari canali, e soprattutto gli abbiamo fatto uno step finale dove abbiamo detto dove vi hanno incontrato i nostri ospiti, dove vi hanno incontrato i cari sponsor. Audi era un nostro sponsor, siamo andati a prendere gli speaker con la macchina dell'Audi, quindi TEDx Cortina Speaker Car. C'erano gli zip roll e i totem con i loghi dei partner. Abbiamo organizzato un tour per tutto il Cadore con Audi, da Cortina, San Vito, Borca, Dubbiaco e via dicendo, dove abbiamo messo, ovviamente noi abbiamo raccontato TEDx Cortina, ma abbiamo valorizzato anche i nostri partner. Abbiamo dato gli zip roll anche durante la press conference. Durante l'evento, quindi all'ingresso, c'erano i loghi di tutti i partner. Alla cena di gala abbiamo proposto e abbiamo fatto dei regali ai nostri partner, ai nostri relatori, con i gadget dei nostri partner. Quindi il vino, non solo ci siamo fatti dare il vino per gli ospiti, ma gli abbiamo regalato una Magnum e una valigia in questo caso ai nostri relatori. Gala dinner col cibo, e quindi l'abbiamo valorizzato facendo raccontare al partner le diverse tipologie di vino che bevevano gli ospiti. Quindi anche in questo caso non è stata una marchettata, ma è stato un qualcosa che ha dato valore agli ospiti. Quindi ero a cena e mi facevo raccontare la tipologia del vino che bevevo. Il dessert, vabbè, e il badge. Nel badge c'erano alcuni dei nostri partner. E vabbè, poi sito web, brochure, social e via dicendo. Ok? Quindi, altro aspetto fondamentale quando parliamo di sponsorizzazione è tutto il tema del follow-up dell'evento. Questo approccio teoria-pratica vi piace? Vi è utile? Ok. Mi spaventa. No, vi dà consapevolezza più che altro. È importante per dare una struttura e per cogliere anche questa occasione in modo tale che non usciate veramente con un'idea, non dico quasi chiara di quello che vorrete fare, ma più o meno.
Ok, Posso fare assolutamente sì. una riflessione? Devi. Allora, diciamo, ho pensato all'inizio quando lei aveva chiesto gli obiettivi, ho detto sì, l'obiettivo che io concordavo per farmi conoscere, era quello di diventare i clienti, no? In realtà poi nel corso della mattinata mi sono resa conto che l'obiettivo è vendere non un libro ma un servizio di fatto, e quindi vedere magari che so il gruppo, la psicoterapia di gruppo, 8 incontri per il disturbo d'ansia, no? Se quella è effettivamente a tutti gli effetti nella vendita. Questo si scontra con un mio problema, mi rendo conto che è un mio problema perché tutte queste cose che ci ha fatto vedere, no, dell'ex, eccetera, riguardano appunto marketing, e quindi qui vendiamo delle cose e qui vendiamo, da quest'altra parte vendiamo tra virgolette un supporto sostegno al benessere. Quindi mi rendo conto che effettivamente un mio problema forse è quello di dire sto usando delle strategie per vendere, che so, che potrebbero essere per vendere una bottiglia di vino, e sto però no, io sì, assolutamente, quindi bene, no, sì, sono assolutamente d'accordo, quindi bene. Però è appunto, vabbè, questo è una cosa, ripeto, che mi devo gestire io. Quello che è cambiato è che mi sono resa conto che sto vendendo magari, cioè come faccio a capire qual è il target, cioè a fare una sponsorizzazione di più sul target, perché chiaramente tutti è la prima risposta principale, no? Cioè ti viene la popolazione, perché com'è che poi distingue la popolazione chi ha o chi non ha un disturbo d'ansia? Cioè, un po' questo. Beh, in realtà hai già dato una prima targetizzazione, cioè il tuo target sono persone che hanno un disturbo d'ansia. Qua devi capire se, questa è una riflessione che devi fare tu, l'evento che vuoi fare è finalizzato alla vendita del percorso, e quindi tu qua stai aggredendo un target che sa già che soffre di disturbi d'ansia. Però se io sapessi di soffrire di disturbi d'ansia probabilmente avrei già chi mi segue, penso io. Oppure se invece ti conviene girare l'evento aggredendo un target che non è ancora consapevole del disturbo d'ansia, sa, perché in corso una persona sa se sta male o no, e quindi sfruttare questa cosa qua per far emergere invece nell'evento il bisogno e alla fine dell'evento proporre la soluzione. Io, se fossi te, farei una cosa di questo tipo. Quindi mi cercherei di pensare a dei partner che mi possono aiutare a raggiungere il mio target di persone che possono avere questa problematica ma che non l'hanno ancora palese, far emergere in maniera però ovviamente non come un problema ma come un'opportunità il fatto che c'è un problema di stress d'ansia, o come l'hai definito tu giustamente con i giusti termini, e alla fine dirgli guardate che è una cosa che si può tranquillamente superare, che io vi posso aiutare a superarla facendo questo percorso. Quindi mixando un po' le due cose, sapendo che il tuo obiettivo ultimo è chiaramente la vendita del percorso, ma per farlo aggredisci un target che non è ancora pienamente consapevole, e durante il tuo evento non è che da T0 vai a spiegare il percorso, ma lo costruisci fino ad arrivare alla fine dove tu gli dai la soluzione. Quindi io utilizzerei una strategia di questo tipo. Però per quanto riguarda, cioè, capire il target qual è? Cioè, è tutti, nel senso, sono tutte le persone dai 20 ai 60. Capire il target è un target ovviamente generalista. Qua dovresti fare tu un po' uno studio, andando a fare delle prove, andando a capire, per dirti se è più facile che sia una persona tra i 20 e i 30 che soffre di questo disturbi perché è entrata nel mondo del lavoro e quindi è stressata da questa cosa qua, o invece è il quarantenne che sta già lavorando da un po' ma siccome ha problemi in famiglia questa cosa gli porta dei disturbi d'ansia durante il lavoro, e quindi termine speaker. Ok.
molto banalmente quello che dicevamo prima, il titolo, cioè andate a studiare e a dedicare, a investire del tempo su quello che può essere un titolo che immediatamente lasci il messaggio al nostro potenziale target. Questo aspetto è fondamentale, come dicevo prima, in un evento, in una settimana come questa. In generale lo è sempre, ma in una settimana come questa, dove gli eventi ne abbiamo tantissimi, io utente, io fruttore, voglio capire immediatamente quali sono i possibili eventi legati al mio disagio, al mio malessere. Il tema invece degli speaker, sul tema speaker, o meglio relatori. Quanti di voi avranno più relatori nei vostri eventi? Ok, 3-4. Allora, direi di non soffermarci troppo su questo aspetto qua, magari se avete bisogno di qualche suggerimento, l'unico consiglio che vi do a chi ha più relatori è quello di evitare i monologhi. Nel senso, adesso stanno andando tanto questi format dove hai tanti relatori che hanno un periodo abbastanza stretto di tempo per raccontare un'idea, un progetto e ispirare la platea, i format dove i relatori parlano per un'ora, un'ora e mezza, 2 ore non diventano più di impatto, annoiano. Quindi anche nei vostri singoli, se sarete solo voi ai relatori, fate attenzione a cercare il più possibile di rendere dinamica la presentazione, quindi alternare, banalmente, queste sono tecniche sciocche, però tengono alta l'attenzione, alternare la lavagna con le slide, con dei video, delle immagini, interagendo col pubblico il più possibile e quindi facendovi dare continuamente dei feedback. Sono aspetti che magari non vengono evidenziati, magari più legati al public speaking che alla gestione dell'evento, però sono piccoli trucchi fondamentali se siete da soli per tenere viva l'attenzione del vostro pubblico. Quindi cercate se siete da soli, ogni mezz'ora, 45 minuti al massimo, così dicono gli esperti di public speaking, di variare dalle slide al flip chart, al video, all'interazione col pubblico. Invece se siete in gruppo, o meglio se avete più relatori, che è il suggerimento che io mi sento di dare, però poi ovviamente tutto dipende dall'obiettivo che vi siete dati a monte, ricordiamocelo, interventi molto dinamici e che non ci siano sproliloqui infiniti. Fate molta attenzione perché questo determina poi effettivamente la bontà di tutto l'evento. Voi potete fare tutto benissimo quello che ci siamo detti, se poi però quello che va a parlare non performa nel giusto modo, voi avete buttato via fondamentalmente tempo e non raggiungerete l'obiettivo che vi siete prefissati. C'è un tempo stabilito, Allora, gli americani fanno talk al massimo di 20 minuti. Poi c'è Elon Musk che ti parla per 2 ore di fila, però è Dio in questo momento. In generale, consiglio, stiamo sui 20 minuti di tempo, se potete avere più relatori ovviamente, se no cerchiamo di dare ritmo. Altro aspetto, se avete dei relatori, come vi dicevo prima, fatevi mandare i contenuti prima e soprattutto cercate di fargli vivere un'esperienza. Nel piccolo, ma comunque un'esperienza positiva, cavolata. L'acqua per il relatore, fargli trovare un minimo di buffet, dargli tutte le indicazioni precise 2 giorni prima, 3 giorni prima, in modo tale che non sia lui a chiedervi dove devo venire, dargli dei riferimenti. Sono piccole accortezze che però permettono a voi di fare bella figura e magari poi utilizzare il relatore anche per altri commenti. Voglio sottolineare ancora una volta però quello che ha detto prima Nicolò, cioè anche se fate un evento, un intervento solo con voi come relatori, provate a capire se riuscite a coinvolgere qualche blogger, qualche giornalista, qualcuno che poi possa raccontare quello che
voi facciate per dare cassa di risonanza, perché sennò oggi facciamo un mini evento solo per 30 persone, va benissimo, non c'è nessunissimo problema, ma se riuscissimo ad avere tra gli ospiti, o proprio anche come magari in un'intervista a due, quindi avere un vostro amico giornalista che vi fa un botta e risposta continuo, è un bel format, cambia completamente. Sono stato ad agosto a un format simile dove c'era un giornalista e un imprenditore, è stato un ciclo di incontri, è stato molto interessante perché non c'era il monologo dell'imprenditore, ma era un continuo botta e risposta e teneva viva l'attenzione per tutta l'ora. Quindi questo può essere un ulteriore stratagemma o trucchetto per tenere alta la tensione del pubblico e per avere poi l'evento raccontato.